del Comune di Legnago Paolo Longhi e il consigliere regionale Cenci. E ha detto pieni? Sì, non avete sentito? Ripeta dai, per le esigenze televisive. Ok, allora adesso diamo la parola al sindaco di Legnago, sì, per iniziare questa giornata che speriamo sia fortunata di stare a Ma come si chiama? Restondini. Prego. Beh, un bel volume. È sempre un piacere quella di poter avere la parola per primo. La fascia che porto ti dà anche questa possibilità, almeno a volte che ci siano delle cose allegre, e il parlare per primo è senza dubbio un vantaggio. Oggi siamo qua ad inaugurare, anzi a posare quella che è la prima pietra di un lavoro che è da anni, da tanti anni che noi auspichiamo fosse fatto. Io sono nato proprio qui, in questa località a San Vito, e so perfettamente cosa vuol dire quella che era la statale 10, attuale regionale 10, una strada pericolosissima per chi transita, pericolosissima per chi ci abita, ed è una vittoria enorme quella di poter essere qui questo giorno ad inaugurare alla posa della prima pietra per questo lavoro. Questa direi che è stata una vittoria della politica, perché finalmente ha vinto la gente grazie alla politica. Ed è una delle più belle cose che posso dire, perché sembra quasi di non essere neanche, perdonatemi, adesso sono un po' leghista, ma sembra quasi di non essere neanche in Italia, che un lavoro venga proposto con urgenza, venga accettato e sia posto in opera nel giro di un anno e mezzo, poco più di un anno e mezzo. Un lavoro che secondo me è veneto. E qui nel Veneto succedono questi miracoli, cose che in altre parti non succedono. A me piacerebbe che succedessero dappertutto. Comunque intanto cominciamo di qua. Non voglio rubare il tempo agli ospiti che sono qua, che come sono già stati nominati hanno avuto anche loro l'onere e l'onore di lavorare tanto per questo risultato. Oggi posiamo la prima pietra, mi auguro di essere qua domani con i qui presenti per tagliare il nastro, perché passerà la prima macchina. Grazie a tutti voi e la parola adesso a chi toccherà. Grazie amici miei, grazie a tutti. Bene, ringraziamo il sindaco per questo interessante intervento e ora la parola all'assessore per la provincia, per la pianificazione e per la programmazione, Campedelli. Non va mia. Funziona? Eccomi qua. Grazie, buongiorno a tutti. Con grande piacere che porto il saluto del Presidente della provincia, Geometra Miozzi, impegnato in altro evento, e qui con me oggi anche il collega Marco Ambrosini, che mi porta la vicinanza della provincia a un territorio che troppo spesso è stato dimenticato. Però questa è la prova di quanto la Regione Veneto, l'amministrazione Galan, i nostri assessori regionali credono e sono vicini al territorio. Se io aggiungo a quanto ha detto il sindaco, che il buon amministratore è quello che riesce a guardare dall'alto il proprio territorio, la propria zona, gli interessi dei cittadini. Questa ne è la riprova. Il Veneto ha saputo dare risposte anche per il tramite di persone che vivono in questa zona. Il presidente, l'ingegner Vinerbini, persona indicata in maniera assolutamente corretta a presiedere la società che di fatto è la società che cura le grandi strutture, le grandi infrastrutture del territorio. È assolutamente vicino. È di fatto, e mi collego a quanto diceva prima il sindaco, una forma reale di federalismo, non un federalismo sbandierato sui cartelli, sui giornali, ma è un federalismo reale, cioè sono i soldi di noi cittadini che abbiamo versato alla Regione, che grazie alla capacità